In occasione della festività di San Gabriele dell'Addolorata ed a conclusione del Giubileo straordinario, celebrato in questo anno per il centenario della canonizzazione del santo, la comunità passionista di Sora ha voluto organizzare una conferenza per presentare il volume di Cosimo Spassiani dal titolo La chiesa di Santa Maria degli Angeli ed il ritiro dei padri passionisti a Sora. L'autore del volume, visibilmente emozionato, ha spiegato come l'opera è nata e dopo più riprese è arrivata a compimento. L'idea era quella di realizzare una monografia sul convento che fosse completa rispetto alla monografia che aveva scritto padre Filippo nel 1942 in occasione del centenario. Un'opera che è stata iniziata e ripresa a più riprese, è arrivata finalmente alla fine. Mi fa piacere vedere un pubblico abbastanza vasto di amici, intenditori, le autorità, mi fa enormemente piacere. L'evento culturale, patrocinato dal Comune di Sora, ha visto la presenza, tra gli altri, di padre Salvatore Crino, padre passionista e superiore del Ritiro, e del professor Lucio Meglio, ricercatore dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Questa sera viviamo un momento particolare come comunità passionista qui residente in Sora per questa presentazione del libro che ripercorre un po' la storia di quella che è la chiesa Santa Maria degli Angeli, iniziata dai Cappuccini nel 1600 e poi siamo intervenuti noi nel 1842 come passionisti, e nello stesso tempo ecco la presentazione di quella che è stata anche la realtà di presenza dei padri passionisti non soltanto a livello sorani, ma soprattutto ecco di quello che come comunità facciamo qui nella nostra zona attraverso la presentazione di quella che è la nostra missione, soprattutto ecco attraverso le confessioni, predicazioni, nella presenza dell'ospedale. Nello stesso tempo ecco quest'anno è anche importante perché celebriamo il centenario della beatificazione di San Gabriele dell'Addolorata e nello stesso tempo il terzo centenario della congregazione, quindi la fondazione di noi passionisti. Quindi in questo evento ecco, è veramente importante proprio per dare un segno particolare a quella che è la nostra città, di quella che è la nostra presenza, e quindi è un evento che vogliamo vivere con gioia e vogliamo ripercorrere quella che è la presenza costante di religiosi che si prodigano a servizio della comunità. Le biblioteche di Sora oggi si arricchiscono di un nuovo volume. Quando le nostre biblioteche hanno un nuovo testo di storia locale è sempre un dono prezioso, perché mediante questo libro noi riusciamo a riscoprire la storia della nostra città, mediante quelli che sono i monumenti significativi come il convento dei padri passionisti e la sua chiesa, molto antiche, quindi l'origine è dei padri Cappuccini, e poi con l'arrivo nel 1842 dei padri passionisti che ancora oggi sono qui presenti con noi. Un grazie all'autore, a Cosimo Spassiani, che ha donato gratuitamente alla nostra città questo testo che sicuramente andrà ad arricchire la memoria collettiva della nostra bellissima città. Sono molto felice dell'opera di Cosimo, che è un altro punto a favore delle opere bellissime della nostra città e della nostra storia. È importante che gli studiosi del nostro territorio si adoperino a farla conoscere a tutti. Sono le nostre ricchezze e tutti le devono conoscere.